dell'anno 17° dell'era fascista nasce con questo semplice rito inaugurale il più giovane comune del Regno d'Italia. Carbonia, sorta a tempo di primato. Le cifre dicono la sua breve storia materiata di volontà e di lavoro. Il 18 dicembre 17° presente il Duce nasce il nuovo comune. Sono pronti 712 appartamenti. Al 31 ottobre 18° ne sono costruiti 2220. Al 31 marzo di quest'anno 3220. Al 31 dicembre prossimo ve ne saranno 5000. Dove era una landa deserta sorge ora una città di 21.500 abitanti destinati a diventare ben presto 50.000. Le miniere hanno prodotto 1 milione di tonnellate nel 1939. Nel 1942 la produzione sarà triplicata. E se ne può dubitare osservando questi nostri minatori al lavoro a qualche centinaio di metri di profondità? La perforatrice ad aria compressa ha sostituito il piccone per strappare alla terra il minerale senza frantumarlo eccessivamente. La vita della miniera è regolata come un cronometro. Questa è la sala a comando degli ascensori. L'indice segna le tappe della discesa. I vagoni vuoti arrivano e sono avviati alle gallerie. I vagoni pieni prendono il loro posto. L'ascensore risale. Il carbone è già alla luce del sole. Adesso è scaricato automaticamente nella laveria, dove si procede alla cernita. Queste operaie non hanno smesso il caratteristico costume sardo. Con flusso inesausto, il carbone riempie nuovamente i vagoni che lo trasporteranno celermente al porto di carico. Senza riposo, le gru riversano nelle stive tonnellate e tonnellate di carbone, destinato a forgiare le armi della pace e della guerra.